Sì, il librario ogni tanto anche a me fa venire in mente la figura del maratonista, un po' come nel film quello Forrest Gump, no? Che lui corriamo continuamente. Ecco, corriamo dove? Corriamo verso il tentativo di valorizzare da imprenditori, piccoli imprenditori, perché noi quando parliamo di librerie indipendenti che sono bene o male un po' l'ossatura, no? di questo sistema, che non è il sistema delle biblioteche, ma non è neanche, come diceva Maria Teresa De Gregorio, l'altra faccia della medaglia. In realtà non è una medaglia che ha due facce, ma me lo vedo più come una sorta di girotondo, un tenersi per mano tra i vari attori di questa filiera che vanno dall'autore del libro all'editore e via via scendendo o continuando il girotondo. Come la tavola rotonda non c'è una priorità, non c'è un prima e un dopo, per cercare appunto di promuovere quello che è uno dei beni più grandi che va preservato e che in Italia purtroppo noi sappiamo essere un bene che evidentemente per 100 ragioni che è inutile stare qui ad analizzare è un bene che in qualche modo viene dopo molte altre cose, quello della lettura. Inutile dire cosa serve la lettura, quanto può essere importante nel percorso formativo di qualsiasi persona, ma non solo formativo, perché la lettura è anche svago, quindi non è solo educazione ma è anche divertimento. Tutto questo purtroppo, come diceva Cristina poco fa, va allargato, bisogna allargarlo il più possibile. Qualsiasi iniziativa, io questo lo dico proprio da libraio, quindi fondamentalmente da imprenditore e quindi da singolo che cerca appunto, come dicevamo, di fare rete. Qualsiasi iniziativa venga dall'operatore pubblico, sia esso la Regione Veneto, sia lo Stato nel momento in cui la sospirata e un po' come aspettando Godot, no? Questa legge sulla lettura che per il momento in Italia si limita, per fortuna c'è, ma è solo una legge sullo sconto dei libri. Allargarla al punto di creare qualcosa di simile a quello che è il sistema francese, dove forse tu mi puoi aiutare, credo fosse all'inizio degli anni 80, ecco 81, lei lo sa molto bene perché so che hai avuto molto a che fare anche con la Francia, quindi loro dall'81 hanno identificato un binomio, cultura-lettura, lingua-lettura. Per preservare la cultura, la lingua francese hanno messo insieme appunto in questo girotondo tutti gli attori della filiera e hanno creato una legge, ripeto nell'81, quindi sono passati veramente tanti anni, quasi 40, per identificare in questi attori un soggetto ampio da aiutare, da sponsorizzare, da favorire, da coltivare. Ecco, se riuscissimo, non importa quale sia il colore del governo, qua parafraso Mao Zedong, non importa il colore del gatto, importa che prenda il topo. Ecco, se il topo, cioè in questa metafora un po' ardita, è appunto la lettura e lo sviluppo della lettura, qualsiasi iniziativa che venga dallo Stato, dalla Regione, eccetera, è importante. Qui noi, già l'anno scorso, ci ripetiamo, diciamo le stesse cose, ma sono cose belle. Noi ci sentiamo in qualche modo incentivati, rafforzati da una regione che si inventa un'iniziativa di questo tipo e ne venissero altre e se allargassero appunto a tutte le regioni, cioè questo è proprio il bene della lettura e di conseguenza il bene della cultura e della conoscenza e della sapienza di una nazione. Grazie.